innanzitutto oggi vorrei ringraziare e chiedere scusa ai nostri ascoltatori, Claudio, li salutiamo. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Buongiorno, buongiorno a Ci tutti. sono tanti giovani che seguono perché il futuro è di giovani e perciò vogliono capire cosa devono affrontare, quali sono le difficoltà da affrontare nel futuro. Mi fa estremamente piacere. Allora, questa è la trasmissione, come sapete, Famiglia, Aziende e Economia. Vi anticipo già una cosa, non dimenticheremo in futuro le famiglie, parleremo comunque di economia, ma punteremo anche molto di più alle aziende per cercare di trovare delle soluzioni con loro per risolvere certi contenziosi e lì sarà un bel da farsi perché sono tutti accaniti, chi pretende di avanzare i soldi e chi pretende di non doverli dare. Ho già sentito alcune anticipazioni su quelli che sarà il proseguio e vi invito veramente a seguirci perché ci sarà da divertirsi. Noi, a parte il fatto che a me piacerebbe di più fare una trasmissione allegra e parlare di arte e cultura, come faccio anche in altre trasmissioni, che parlare di queste pesantezze della vita. Però partiamo con questo e oggi vediamo se riusciamo a farci mandare dalla regia la prima foto che tu preannunci con due parole, no? Sì, riguardo a questa foto vorrei semplicemente dire questo. Si conferma purtroppo l'estrema contraddittorietà delle informazioni che gli organi di stampa danno ai cittadini. Perché La grande confusione che creano. certamente, perché non più tardi di una puntata fa, quindi non andiamo tanto indietro nel tempo, una puntata fa parlavamo del crollo dei prezzi del gas e del petrolio che avrebbe dovuto ripercuotersi favorevolmente sulle bollette dei cittadini, sulle bollette dei consumatori. E invece a distanza di pochi giorni leggiamo sui giornali, sugli organi di stampa, in televisione, nei telegiornali che si prefigurano nuove forti tensioni sui prezzi di gas e petrolio. E infatti da questo grafico, in questa fotografia, si vede che dopo un certo calo, adesso si ricomincia con la dinamica dell'aumento dei prezzi. E questa è una brutta cosa perché anche per il gasolio, per l'auto, io noto delle discrepanze anche nella gestione dei prezzi. D'accordo che è libero il mercato, però è mai possibile che i distributori hanno sempre detto che guadagnano 8 centesimi al litro, ma oggi tu vedi dai 2 centesimi ai 12 centesimi di differenza tra un distributore e l'altro. Allora, se quello che vende il gasolio, per esempio, il gasolio a 1,61 euro è dentro i suoi parametri di guadagno, quello che lo vende a 1,70, 1,72 o straguadagna perché la somma delle due differenze fa molto, Certo. o straguadagna oppure ci sono delle truffe legalizzate perché voglio dire, non è possibile questo. Addirittura se poi andiamo in autostrada, e l'abbiamo già detto un'altra volta, non fate mai gasolio e benzina in autostrada, fatela sempre fuori perché in autostrada va oltre i 2 euro, sappiatelo. Se è servito poi non ne parliamo. Certo. Ebbene, abbiamo superato questa prima notizia della contraddittorietà e la confusione che i media fanno sulle comunicazioni
i prezzi al rialzo. Noi abbiamo la foto numero 2 che ci parla dei prezzi al rialzo. Ecco qua, e questa è materia per te. Beh, qua prima abbiamo detto che fino a pochi giorni fa tutti strombazzavano in giro la riduzione dei prezzi e la conseguente riduzione poi anche del peso delle bollette per le famiglie, e qua adesso invece legato alla prima foto che abbiamo fatto vedere prima c'è questa notizia secondo cui i paesi OPEC, cioè produttori di petrolio, hanno ridotto la produzione e l'estrazione, e questo è motivo di ulteriori dinamiche di rialzo sui prezzi, chiaramente. A questa si aggiunge, per completarla, anche la foto successiva, che è la foto numero 3, laddove ulteriori dinamiche di rialzo dei prezzi si determinano a causa della riduzione dell'export di gas in Europa da parte dei nostri amatissimi alleati Stati Uniti d'America, i quali ci coinvolgono quando c'è da andare in giro a fare guerre, guerreggette e guerreggione, però poi quando si tratta di affari hanno ritenuto opportuno diminuire l'export di gas verso l'Europa a favore del loro mercato interno, e questo determina ulteriore aumento dei prezzi sul mercato europeo, chiaramente. A dirla alla Veneta, gli USA dicono noi altri facciamo quello che vogliamo. Ecco. Come sempre stato. Chi ne trae le conseguenze è il cittadino che si trova di fronte continuamente alle difficoltà di pagare le bollette, e qui torniamo alle bollette sempre care. Poi abbiamo un altro argomento che è abbastanza simpatico, se si vuol dire, ma è anche dimostra anche quanto sia diminuito la potenzialità d'acquisto da parte dei cittadini italiani. Nel 1965 75, sì, è vero. Nel 75, io mi ricordo nel 65, volevo partire con questo. Nel 65 una 500 costava 550.000 lire. Nel 67 il mio povero papà acquistò una 600 blu per nemmeno 800.000 lire. Ecco, perciò se noi paragoniamo, torniamo alle 920.000 lire della Panda, quella della foto, 920.000 lire, no? Quando uno stipendio medio era di 200.000 lire al mese, 200.000 lire, ma era uno stipendio alto, perché queste notizie vengono fuori gli stipendi a Conegliano erano molto diversi che gli stipendi a Torino. Quando a Conegliano alla zoppa si prendevano 50.000 lire, 47.000 lire, a Torino prendevano 100-110.000 lire. Queste sono le differenze già allora. Perciò i 200.000 lire al mese del 75 penso, è un dato che va a vedere i massimi stipendi di allora. Però diciamo che in 5 mesi di stipendio un operaio si pagava la Fiat 127. Una macchina altrettanto di pari prestazioni oggi, che può essere la Punto, no? Anzi, possiamo dire la Panda, sì, diminuiamo, certo, rispetto. La Panda costa 17-18 mila euro. Costa quello perché di base parte a 12.000 euro, però se vuoi portarla fuori
concessionario la paghi 17, 15, 17, 18 mila euro. Allora tu dividi mettiamola pure 17 mila euro, divisi in rate possibili da pagare di un operaio che prende 1200 euro al mese oggi, no? Ci impiega 2 anni a pagarle. Forse non 2 anni, 1 anno e mezzo, ma rispetto ai 5 mesi, guarda la differenza di potenzialità d'acquisto di allora rispetto a quello che si trova in busta paga oggi un operaio o un impiegato statale, un impiegato qualsiasi, anche i 1500 euro, non cambia molto. E non dimentichiamo che se la acquista a rate, la acquista con il finanziamento di una finanziaria che gli mette i tassi a 7, 8, 9, 10%. E questo è ancora un aiuto ulteriore, certo, per le tasche dei cittadini. Bene, questo cosa vuol dire? Che nei 40 anni passati, nei 50 anni passati, noi abbiamo distrutto il potere d'acquisto dell'operaio. L'economia va a farsi friggere, ma non per chi è dall'altra parte della barricata, va a farsi friggere per noi che non possiamo più pagare le bollette. Non riusciamo più a acquistare le macchine, ci impongono di fare i cappotti alle case, i tetti nuovi, il fotovoltaico, le energie alternative, e noi cosa riusciamo a fare? È un punto di domanda che ci porteremo avanti anche nelle prossime settimane. Abbiamo un'altra diabolica foto che ci porta agli affitti introvabili. Parlami tu un po' degli affitti, dimmi perché noi in questo momento con migliaia di affitti di appartamenti da collocare sul mercato non riusciamo a trovare appartamenti da affittare. Secondo te? Ma il mio punto di vista è che molto probabilmente in questo momento per chi è proprietario di un appartamento non è conveniente darlo in affitto, se non sfruttando l'occasione degli affitti brevi, cioè degli affitti turistici, che sono degli affitti che durano soltanto qualche giorno, mentre invece darlo in affitto stabilmente a chi ne ha bisogno purtroppo non conviene, sia per quanto riguarda tassazione incombente, che sappiamo benissimo siamo in Italia e la tassazione è quella che è, sia perché devo dire io personalmente delle piccole indagini le ho anche fatte nel mio piccolo e nel mio territorio. Molte persone sono piuttosto restie ormai a dare in affitto perché c'è sempre incombente il fatto di dare un contratto d'affitto a chi poi non rispetta i termini di pagamento degli affitti, non rispetta l'immobile nel quale va dentro ad abitare. Il mio non è un discorso razzista, sia ben chiaro, lungi da me una ipotesi del genere, ma tanti dicono anche ma poi mi arriva dentro in affitto la famiglia di extracomunitari che mi stanno dentro in casa 1 anno, 1 anno e mezzo, 2 anni, non mi pagano, grazie alla tutela della legge così com'è oggi in Italia ci metto anni prima di riuscire a farli sloggiare e quando anche ipoteticamente riesco a farli sloggiare entro e mi ritrovo l'appartamento distrutto e non so cosa farci, insomma. Sono problematiche quotidiane con le quali purtroppo dobbiamo fare i conti. Solo chi si mette il prosciutto negli occhi non vede queste che sono delle realtà. Claudio, dobbiamo fare i conti, d'accordo, dobbiamo fare i conti, ma non abbiamo la soluzione perché non abbiamo come si dice, l'edilizia popolare pronta
a sostenere quelle che sono le criticità Certo. della possibilità di avere in affitto degli alloggi anche tutelati dal mercato. Io sono d'accordo con te quando dici non si rispettano le regole, ti trovi dentro una famiglia che magari dopo 2 mesi non ti paga. Questo è successo nel periodo della pandemia e lì ha naturalmente complicato ulteriormente le cose. Però io dico che se gli affitti fossero un pochino più... Ci sono dei modi per affittare con cedolare unica e vai incontro, ci sono delle carte da fare con i sindacati eccetera, però pochi utilizzano questo perché hanno paura di guadagnare poco. Però anche la stessa manutenzione dell'alloggio lasciato alle scarpie è chiaro che ha un costo grosso. È meglio, ragazzi, affittare a qualcosa in meno e avere la certezza alla fine di poter mantenere anche i propri sacrifici, perché magari ci sono persone che hanno acquistato un alloggio in più e con quello si arrabattono per arrivare a fine mese, perciò non tutti sono i ricchi che affittano o tengono chiusi gli appartamenti per una questione di speculazione. Ma maggiormente c'è però la speculazione. Io sto vivendo in questo periodo per un amico, sono 6 mesi che cerchiamo un affitto. L'abbiamo trovato, però l'abbiamo trovato alle condizioni, non dico chi, alle condizioni che alla fine va bene, ti agevolo, però ci sono sempre delle condizioni che vanno a sfavore di chi deve affittare e diventa matto veramente. Ti faccio un esempio, l'alloggio te lo lascio con me lo lasci con me, però me lo lasci come nuovo. Io non te lo pitturo, però me lo lasci come nuovo. Cioè, ti rendi conto che uno è obbligato a firmare dei contratti che alla fine dentro tengono delle clausole che sono un danno per chi firma quei contratti, perché alla fine comunque la caparra la perdono. Bene, io spero che per questo problema anche i sindacati, così introduciamo la questione dei sindacati. Vorrei anche qui i sindacati bisognerebbe che facessero di più gli interessi degli inquilini che gli interessi dei padroni di casa. Gli interessi delle persone deboli non le fanno neanche più i sindacati, e dopo andiamo a fare il discorso conclusivo. Su questo argomento vorrei rubare solo 10 secondi. 10 minuti, abbiamo tempo. Soltanto per cavarmela anche con una battuta, ma che magari è una battuta che fa anche riflettere, sia da parte di chi ha bisogno dell'immobile in affitto, sia di chi è proprietario dell'immobile in affitto da dare eventualmente appunto in affitto. Io vorrei richiamare il fatto che da alcuni anni a questa parte essere proprietario di un immobile sta diventando un vero e proprio dilemma, un vero e proprio pozzo senza fondo di spese, perché adesso veniamo anche subissati da questa continua richiesta che mette panico, secondo cui l'Unione Europea vuole esasperare le innovazioni green anche sugli immobili, anche sulle case e quant'altro, e questo non fa altro che creare ulteriori tensioni. Parlano sempre di cappotto, ma mi sa che ci vogliono mettere il cappotto di legno a noi. La bara sarà il nostro prossimo immobile. Beh, aspettiamo ancora un po'. Adesso voglio raccontarvi, per finire, andiamo verso la fine della trasmissione, vi voglio raccontare cosa si può dire, un aneddoto? Potrebbe anche essere. Una mattina mi sono svegliato, non vi dico quale mattina, accendo la televisione e mi vedo seduta in Parlamento la Camusso.
Eccola qua, seduta in Parlamento la Camusso. Scusami, Sì. Bruno, chi è questa? Beh, è una, possiamo dire, è una opportunista. Beh, non dovrei dire è una ex sindacalista, perché lei è stata la dirigente del sindacato CGIL per tanti anni. Posso andarmene prima della fine della trasmissione? Negli ultimi anni, come tanti, e lo dovete sapere questo, basta pagare le tessere ai sindacati, perché il sindacato che viene in piazza con voi, no? Ricordatevelo, prima è stato al tavolo col governo e ha detto aspetta che vado a fare un po' di casino in piazza perché altrimenti mi danno per assente. Però quello che vanno a fare in piazza è ben poco rispetto a quello che dovrebbe fare il sindacato, tutelando quelli che sono i diritti dei lavoratori e non umiliando quelli che sono i lavoratori. E allora io dico, tanti come lei, negli ultimi anni di direzione del sindacato si sono aumentati lo stipendio, raddoppiato, triplicato. Perché? Per andare in pensione con maggior denaro, con pensioni più alte. Non basta questo. Alla fine si sono fatti mettere ancora in Parlamento, perché, io lo dico, io dovrei essere neutrale in queste trasmissioni, destra e sinistra vanno lo stesso. Però ci sono molti sindacati di sinistra che oggi li troviamo in Parlamento. E perché li troviamo lì? E voi perché continuate a pagare le tessere quando prima di venire in piazza con voi si sono messi d'accordo con le istituzioni? E allora con questo vi dico, fate quello che volete, fate quello che vi sentite, no Claudio? Perché io non voglio obbligare nessuno a fare niente, non è che la mia sia un'incitazione, ma è una domanda, attenzione, perché continuate a pagare le tessere del sindacato? Punto di domanda, che un domani non mi vengano a dire che te Bruno te Claudio hai sobillato talmente tanto e adesso ci mancano soldi in cassa e paghi tu. No, io chiedo perché pagate le tessere dei sindacati quando i sindacati non fanno i vostri interessi. Claudio, cosa vuoi dire? Salutiamo. Io Bruno, su questo argomento ti ho lasciato completamente parola perché anch'io dovrei essere assolutamente neutrale in merito, però una piccola battuta, ricordatevi che insieme al sempre nostro beneamato ex Presidente del Consiglio Renzi, i sindacati sono quelli che hanno smantellato lo statuto dei lavoratori e quindi per cortesia riflettiamoci sopra, insomma. Ma qui sentirai qualcuno che dirà ma no, ma non è vero, l'ha semplificato, ha fatto una cosa straordinaria. Vabbè, se la pensate così, io vi auguro una buona giornata, che dici? Altrettanto da parte mia. Un buon pranzo, che magari sia a base di spaghetti alla carbonara, a me piacciono quelli, e una buona serata in compagnia della vostra famiglia. Ciao ragazzi, alla prossima. Arrivederci a tutti, grazie.